Un cucciolo di segugio intrappolato per giorni in mezzo ad un campo. A salvarlo è stato il fiuto eccezionale di un piccolo meticcio di nome Teo. Una storia a lieto fine accaduta nella frazione di Arzerello di Piove di Sacco. Teo, piccolo meticcio, è a passeggio con la sua padrona quando all'improvviso si mette a correre inoltrandosi nell'erba alta in mezzo ad un campo, a oltre 200 metri dalla strada. La donna lo rincorre temendo di perderlo e quando lo raggiunge scopre una sorpresa. Lo trova infatti vicino ad un cucciolo di segugio impigliato in un vecchio cavo telefonico, stremato e affaticato. La signora prova a liberare l'animale ma senza successo e allora decide di chiamare i vigili del fuoco. Giunti sul posto riescono con molta cura e delicatezza a tranciare il cavo in cui era avvolto l'animale, denutrito e disidratato dopo giorni di solitudine. Il cucciolo di segugio è stato subito nutrito e abbeverato. Si suppone che sia rimasto bloccato lì per diversi giorni. La cosa singolare è che durante tutte le operazioni di soccorso il meticcio Teo non si è mai allontanato dal suo nuovo amico, che ha praticamente salvato da morte certa. Il segugio, sprovvisto di microchip, è stato preso in custodia dai vigili per essere portato in clinica veterinaria per le cure.